Uè, o Fevelin di... Chiappade svilotis dal film dal Vocent e struccali sempre una piccola produzione musicale che ha come tema l'amor. Alle chiesto in pochi paraulis il significato di Padua, ultim talk di musica burit fur di risint dal rapper furlan DJ Tubet. Così fasint, Tubet l'ha trasformato in hip hop che chianz da tradizione furlane che in quel periodo dal Vocent erano considerati stand che veri serenadis. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fevelin di un programma di Rai per cura di Claudia Brugnetta che si ascolta in radio e sove svoi anche sul sito www.fvg.rai.it. Dunque, Fevelin di Casci Talks, dopo naturalmente anche Iu Scoltin e Lufasin, ovviamente, con DJ Tubet che viene al telefono. Mandi buondì. Mandi buondì a tutti gli ascoltatori. Allora, è un lavoro interessante questa storia di svilotis dal Vocent e che avevano il tema dell'amore, no? Consideradis des veris serenadis per quel periodo, che tu hai deciso di mettere in musiche. Sì, ho deciso perché ogni tanto vuoi chiamare qualche roba di repertorio, qualche vecchio libro, io resti sempre in cocalite, che i furlan si arrivavano in nome in 4 viars, con queste condensazioni a descrivere tutto il loro panorama, no? Perché non si sapeva qui calare l'autore, perché era roba popolare, però veniva fuori di mettere in vedute l'amore come centralità di tutto, visto che non era in queste letterasse, non avevano un'analisi della società, però mettendo l'amore come perno, arrivavano a chiamare oratoria a descrivere in una maniera così profonda, così bella, dove calare la loro vita di che volte, dopo, oltre a questa descrizione che ha tante anche descrizioni di come che veniva fatto il corteggiamento, di come che vivevano in che volte, ti viene un panorama veramente di rabaltarsi di 4 bande e sta contento per queste mani, insomma. Che dopo, tra l'altro, le tradizioni popolari si prestano bene anche ad una versione musicale come che tu fai tu, che è, non dice music street o musiche di strada, ma comunque anche musiche popolari, no? Musiche in DDV, no? Tan popolari. Sì, per via che intanto danno un ritmo che è tipico delle nostre zone, no? L'ottonari, è un ritmo che va benissimo per accentuarlo in una versione di strofis, invece per farlo a livello melodico io la resto magari una musica in tempi dispari che secondo me come la mularia sarebbe poco abituata a ballare, però ponte bisogna considerare che queste poesie che noi abbiamo sotto forma scritte la maggior parte avevano valore non a livello di chian, difatti chi che li trascrivevano e contavano proprio che se il vecchiotto non aveva secondo lui una buona voce giornate non ti chiantava, quindi la melodia era la base proprio per ballare, per chiantare, ma anche pensi per arrivare con tali sillabi anche improvvisavano. Dunque alla ridotto condensate, allora un po' più allegri che sapeva anche ballare, che non sparvere come però queste aree. E dopo permetti anche qualche immagine romantica anche, o leievi anche che qualche villotte furlane e contava sì le poesie dall'amore come convendite fin come, ma erano anche figotadis di un lisera iarin le sere, no? Che cagliude, no? Sì, perché poi là venivano cantati queste dichiarazioni d'amore. Beh, intanto gli uomini e femmine si erano avonde dividute questa società, dunque le femmine, le fantazzine dopo 10 poi si chiattavano magari sotto il tè, in piazza, facendo un pozzo, e le ci facevano, e partivano con questi svillotismi e bussavano dal Cernelli la pui biele, che aveva di dalande alla melodia, quindi come la musa dal loro gruppo. E i fantazzini non è che si potevano avvicinare tanto. Avevano 2 momenti particolari, sono alla recel di infile, no? Quindi di là chiattare gli frutti con la scusa di dare un manco anche quando facevano i loro lavori. Ecco. Oppure avevano in questa occasione che era una roba anche brutale, che desghiarnette, quindi praticamente il 30 d'aprile, fra la sera del 30 d'aprile e la binore del prendimaio, le vengono a buttare dei arbis particolari di van de chiase. Però questi arbis contavano anche come che si comportavano le femmine del paese, perché ogni disegno passato di età non l'area privata, ma l'area pubblica sotto il controllo anche degli giudizi, quindi c'è la lingua di vacche per la fantazzina che tabava masse. Invece se tu avevi di disi
a una che era libera e dimorosata, avessi di buttare la iarbe con gli slidris, oppure se una era proprio craniose, eccetera, tu buttavi la buace, quindi io mi immagini, dopo sono anche tante satrici arbis, però mi immagini la binore che viaggiava in la porta e che stava in che sorpresa. Se invece tu avevi di gaffale, di caretto, tu mettevi su un bel cioc di len, davanti a porta e la frutta non poteva essi. Sì. Oppure una roba un tec plus. Dei rituali, però di una volta, ma insomma. Oppure una roba poi da promessi sposi che anche la chianzonute soi lazzù perché schialute, no? Che si chianta anche mo, proprio te di metti la schiale e ci di viodi se la frutta ti vuol viargi il barcon. Quindi allora è un mondo antico, un mondo collettivo, ma anche un mondo un tec rispettoso della sua forma. Ma c'è molto venuto al chiaf, Mauro, di appassionati anche di che storie lì dal Vocen? Perché in parte li sentivi in chiesa, io ho avuto fortuna di sé, una famiglia contadina di vei nonos dentro, quindi... Grande fortuna, sì, quando petecciavi dal paese, che era l'argomento preferito, no? a ogni pasto, dicevano che lei ha avuto la buiace, che lei ha avuto l'urtie, no? Sta tutta banda della loro generazione, e dicevano, ma c'è sta niente a ban, no? Loro reclamavano la sghiarnette con la G, e non con la C come si chiama ai libri, però appunto, prima del terremoto mi pare che manco la nemi se lo facevano, e pensando che era un mondo là che dove tagliava in nome gli arbis e che il periodo lento era plen, alle bielle sempre che strapparto con la natura, no? Di figuris e comportamenti umani in metafore con la natura è già una forma di poesia e rito, no? Figurati che arrivavano a inventare o a dirsi così. E probabilmente il lavoro che tu hai fatto con un genere di musica moderno può contribuire anche alle giovani generazioni di voi a conoscere, se non conoscevi, questi sviluppi, insomma. Esatto, è un'idea di lasciare un esame di maniera di poter fare un discorso come stiamo facendo con anche volendo un tempo all'arco, no? Di attaccare tira fuori, plancot, doce che dopo il terremoto, col fatto che tanti hanno cambiato mestiere e sono diventati agricoltori professionisti, si è separato da tutte queste usanze. E tra l'altro di un poco sentiamo proprio Padua, però non come Padua, tu hai lavorato su questo discorso del Vilottis anche con altri stocks, se non sbagli, no? Sì, mi è piaciuto tantissimo Giovanni in color di rose, perché appunto tornata alla mia gioventù, le sentivi a Vendemis che le cantavi dopo mangiato, no? Perché appunto dal lavoro si cantava anche, no? Ecco, robe che con mono si fa tanto. E quindi che il Giovanni in color di rose mi ha incuriosito, perché appunto un che aveva il color di rose sicuro non era un contadino, no? Sì. O non faceva nulla o era un siorato. E subite queste femmine lo ha stroncato, no? Quindi lui non è arrivato ai ritos, neanche arriva a chiese de fameo, a metti schiali, sofarobis. Allora dite, mi pare un'ingiustizia che i furlans non vedi mai di combinare, no? Altre tradizioni. Sì. Allora hai voluto continuare la storia e facendo cantare una femmine, di maniera che è poi una cantante dai Rastak, Veronique. Pare viodici che poteva la storia tra i veri rapporti umani, cioè che la femmina di solito prima, anche se tu arrivi in maniera gentile, è sempre un leggero rifiuto, ma dopo insistendo, magari slontanansi, crodendo sei non un amico, magari ti dà un altro consenso, pardino tu sei non un amico, e quindi mi pareva di sierrare il cerchio e di dare anche il sproc a inventare, però restando un stilema tradizionale, anche se in quel caso la fonte musicale è proprio folk, non è proprio tradizionale. In quel caso di Giovanni Color di Rose che ho sentito come secondo talk. Sì. Naturalmente il primo talk Padua, volevi domandarti il titolo Padua. Sì, il titolo Padua è una leggera enfasi anche alla presenza venete che è in Friuli di Simpri, insomma, anche qui sui dialetti. Però il venfur di queste schette, perché le musiche drum and bass e doprat come fondo culturale, e si usa campionare qualche voce, qualche frammento in casinale, o che pas voce che evochino ma non disignano, in quel caso è un sketch, e fa solo la canzone su quelli. Io in più mi tu gli svilottis, no? Sì. Quindi anche per far capire che te svilottis, quando non sapeva inventava in sons, in quel caso non è un sketch di neris, no? Tradizione furlane, ma è dopravi poi la lilla all'ero o robis dal genere, che si chiama appunto anche te trascrizioni di schiarazzule marazzule di inquisizione che appunto... Bene, Mauro, tu non sai incuriosito, ascoltins il print talk Padua e dopo torni in chi per continuare le nostre biellette baiare sulle vilottis da fin dal Vocento.
Vuoi essere fantaccini su domandi libertà. Ti potrei cantare danza senza essere disturbato. O c'è bello l'uso di lune che il signor non sa mandato. Abusa fattati sbieli, non un frego di pecchiato. Benedetto che il voli neri, benedetto che il voli gris. Mi sembra una bambinuta che va in furto al paradiso. Si togli una manina e la dirà sotto moroso. Forse un stu coi al disilismes, ma non son di sos. E che chi era Padua, DJ Tubet, covin al telefono, insomma, un bel lavoro. E tra l'altro tu citavi il tuo maniera di comporre col sistema drum and bass, se non sbagli, correggimi. Sì. Ecco, qual è che il ritmo convince in tutto comune? Qual è che il ritmo veloce, che è una situazione, diciamo, tipicamente anni 90, che ven fuori di un errore, un rave, dove che la musica che aveva di 6 techno, quindi boom 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 di continuo, è sparita dalla cassa, è restata non la parte percussiva velocissime e ha dato origine a queste musiche che è velocissime e a onde svarionanti. E secondo me gli sviluppi mi pareva che avevano queste ande di vecchio ricordo, dopo anche quel campionamento che hai fatto, che hai dovuto chiaramente intonare le tonalità del brano e portarle fuori di che bande. Comunque, tornando alla tradizione, no, ho venta bada l'innamoramento, perché appunto di villotti sull'amore e anche di più terribili che dicono che non si combina, il dolore che si porta fente. Beh, anche quelle parti, no? Non va sempre bene, va anche strunchi ogni tanto. Esatto, quindi si arriva a contare tutta la vita con quel tema, che è un tema più percepibile, più profondo a Ioms. Però la bellezza di queste tradizioni è che un per poter con una femmina disegno aveva di passare da fantazzina a uomo, quindi aveva che battesimo che era di solito alcolico, un scherzo un po' di cameratistico si dice. Sì, che aveva dentro anche il fatto di visite di leve dalla Culchiar, dal paese di visite di leve eccetera, ma i riti sbiei sono anche qui dal matrimonio, no? Per la Sassa, di la sai al DBL ascoltatori, e quindi anche dopo che abbiamo fatto tutte queste commedie dei sghiarnetti, dei schiocci e dei schiali, si avevano appunto di maridarsi sul serio, no? Sì. E dunque allora una sequenza temporale tipo per morosato avevi l'anno mai dispari, non ti potevi slide dispari. Ma partavano sfortune per c'è? Secondo me sì, avevi queste superstizioni. Una volta magari come si lei l'oroscopo, no? Come si dice? Esatto, no, che volte lei aveva indotto le atti, insomma, era un forte cristianesimo ma anche un mondo sotterraneo. Ecco, Mauro, ho disare sentisi anche subito, visto che tu l'hai citato prima, Giovanni Color di Rose, continuazione, si chiama così, Giovanni Color di Rose continuazione, con Veronique e DJ Tubet. I'll dire you campani please. Ale fur col gamelot. Lui mi ha dit noi voi di fotis, io hai dit ma anche io. Lui mi ha dit noi voi di fotis, io hai dit ma anche io. Lo io tutta tora strombin.
le passat per chi comò. Lui mi ha dit, mandime a me, io gli hai dit per sempre to. Lui mi ha dit, mandime a me, io gli hai dit per sempre to. Giovani in color di rose, tra parentesi, continuazione, DJ Tubet, continuazione tipo parte 2, non sai, secondo tempo. Esattamente, è appunto la rivalse di questi giovani che appunto si butta male perché gli dite subito di no, non l'ha potuto neanche tentare di faschiali, se robi scusate, e dunque si butta male qui a me salva bevi, l'uvio in pastrade, così veramente marumit, no? E allora queste frutte dice chiale che tu sei forse te al di più di una me, no? E quindi come te vilotte precedente è un no, ma non si sa come che va a finire, anche te continuazione è un sni, viodi, ma non si sa come che va a finire. Viodi che dopo le simpilom che la di viodi, insomma, buone sostanze. Esatto, però la femmina ha di visarsi e di permetti qualche si disares come in furlan moderno qualche sarde, no? Sì. E ha di tirati qualche voglade. Sì. Infatti intindi alche, insomma. Esatto. Sarebbe sbiel però se si invertissero anche gli sparso. Sì, anche se le femmine se avessero potuto per antichità fare gli sgarnetti loro, per valutare gli uomini, no? Si vede che era una certa disparità appunto fra uomini e femmine e vecchie società, però queste robe collettive secondo me, queste scansioni di vita, queste ritualità, se avevano un alc di poetica, insomma. Ma come informazioni di servizi, se qualcuno avesse voglia di ascoltarli oltre alle trasmissioni di voi, dove puoi ascoltare i tuoi canzoni, Mauro? Li puoi cercare su internet, quindi sgarfante come non DJ Tubet, su YouTube, su SoundCloud, insomma, ci rendi su Google e vengono fuori. Padua, Giovanni in color di rose, continuazione e viene denante. Esatto. Di solito hai un 3 filoni di lavoro, no? E quando faccio una canzone più con il mio testo, quindi una roba rap o una roba reggae, dopo le che lavoro tradizionale qualche volta di rivisitazione, qualche volta tale quale, dopo c'è qualche lavoro proprio di nome strumentale. Pensi tu di avere altre ispirazioni rispetto a queste teme o stato lavorando anche a altri? Io come sto lavorando, ho fatto recentemente una roba proprio di dance, nome strumentale, come sto lavorando invece di new sul lavoro des lenghis, però appunto fra rapport nord e sud Italia, quindi c'è che vendi diverse, c'è che vendi di simili come poi culis dos lenghis, quindi una lingua dal sud, il furlan e l'italiano, proprio per far vedere che anche all'interno d'Italia, a manco veduto così in macro divisione, o vengono una variabilità linguistica che è, mamma mia, impressionante, no? L'importante è che siete considerate come una risorsa e non come una vergogna, come tanti volti, no? Anche il furlan per qualche no? Ecco. Esattamente. Se il furlan come è sdoganato, però è sempre un però, no? Quindi secondo me mettendo d'ogni con altre lingue si fa capire che non sono meno che vivono queste situazione di vapore delle nostre lingue mari e che in Torpe Italia, oltre alle lingue considerate, sono una strada di dialetti, per cui ogni regione è data su storie italiche a manco 3-4 lingue, no? Sono gli scalenduti, senza tutti che scrivono, le persone che scrivono e vanno, per cui ho un puesto bellissimo di variabilità, non solo di paesaggi, di piante e di bestie, ma anche di lingue, quindi bene, biele tabaiade con Mauro Tubetti di DJ Tubet, parchiste biele nuove des Vilotis dal Vocen metudis in musiche, le so musiche. Grazie allora a DJ Tubet, grazie anche alle par tecniche a Ugo Nicoletti, Ueo Fevelin di al torne, domande binore con Antonella Lanfrit. Mandi a tutti.